È stata una giornata di sole, di luce, di mare, di bellezza, quella che i volontari del WWS hanno trovato a Sciacca per l'operazione Ripartiamo, il cui obiettivo è stato quello di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e le intere comunità protagonisti del restauro e della salvaguardia della natura d'Italia. Il WWF Italia ha scelto la spiaggia di San Marco a Sciacca, classica meta di nidificazione delle tartarughe, caletta caletta, che qui hanno deposto migliaia di uova per fare nascere altrettante tartarughine. Sono stati raccolti in spiaggia 100 sacchi pieni di plastica, una cinquantina di sacchi con i metalli vetro non riciclabili, per un peso complessivo calcolato in 2-3 tonnellate. In apertura hanno dato saluto il reggente della Guardia Costiera di Sciacca, luogotenente Agostino Guccione, gli assessori comunali di Mino e Salvatore Patti, il presidente della Lega Navale di Giovanna e quello dell'Associazione Accura Catanzaro. Alla manifestazione è intervenuta anche la dirigente scolastica Daniela Rizzuti dell'Istituto Don Michele Arena, la Croce Rossa Italiana di Sciacca nella persona di Enzo Vita e diversi dirigenti scolastici del liceo scientifico Fermi. Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea Mazzotta ha voluto rivolgere un ringraziamento al WWF Italia per l'attenzione assegnata a questo territorio ai volontari di Sciacca. Fabio Mazzotta, responsabile della sede, Calogero Di Mino e Vincenzo Puccio al nutrito gruppo di volontari della delegazione di Mazzara del Vallo, capitanati da Vincenzo Reina con Antonello e Francesco Mirabelli. Presente anche un gruppo di volontari provenienti da Casteltermini, guidati da Giuseppe Di Piazza, che con i metal detector e poi ancora gli scout discrezionalmente presenti in gran numero, insomma variegata e ricca la platea di partecipanti, tutti felici e volontari.